Gentili spettatori, buonasera, benvenuti al Paradiso di Valdagno in occasione del 10° turno di qualificazione della Coppa Italia di Serie A2. In pista ci sarà il Valdagno contro il Seregno. La situazione delle due squadre: il Valdagno è terzo in classifica con uno score di 3 vittorie e 4 sconfitte, 9 punti realizzati. Il Seregno è ultimo in classifica con 6 sconfitte e un pareggio. Gli score dei giocatori, i marcatori per il Valdagno, i migliori marcatori sono Crosara con 7 reti, di cui Giovanni con 6 e Cocco con 6, mentre per il Seregno Tremolada 3 reti, Febbro 3 reti e Fiazzo 3 reti. Il Valdagno si presenta con 24 reti fatte e 24 subite, il Seregno con 14 reti fatte e 34 subite. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento, siamo ai saluti. Sulla nostra destra il Seregno con la maglia bianco-verde, sulla sinistra il Valdagno con la maglia nera. Vedremo adesso i 5 di partenza, siamo in attesa appunto dello schieramento. In porta del Valdagno c'è Cunegatti, poi abbiamo visto Busato, Crosara, Refosco e vediamo il Seregno, Lazzari, in porta Reggio, Vaghi, vediamo i numeri. Partiti in questo momento, la pallina è in possesso del Seregno che sta scendendo, passaggio a Vaghi che scambia velocemente con Lazzari, dai vai con un altro giocatore, quindi Vaghi ancora, tiro improvviso da 3 quarti leggermente fuori dalla porta. Riparte il Valdagno in questo momento con 3. Busato, fallo del Seregno, si riparte con Refosco, ancora Busato, tiro e parata del portiere Reggio, riparte il Seregno lungo la balaustra, incrocia, viene intercettata la pallina da Refosco e il Valdagno riparte velocemente. Piazza, adesso Crosara in possesso, Cocco, passaggio e recupero della pallina da parte del Seregno. Le squadre sono ancora in una fase di studio, discesa veloce sulla destra con un passaggio ad incrociare, recupera la palla
Lazzari, fallo di squadra del Seregno. Riparte il Valdagno a questo punto. E fallo anche del Valdagno. Riparte il Seregno con Lazzari. Tentativo sulla destra adesso del Valdagno con Cocco. Pallina a Crosara. Crosara ancora a Refosco ancora a Cocco, quindi palla a 2 all'angolo del Seregno. No, posizione per il Valdagno. Adesso Crosara tenta un passaggio ma non riesce, Lazzari allarga sulla sinistra, recupera la palla Crosara, 3 contro 2, tiro respinto con i pattini e adesso velocissimo contropiede e tiro fuori dallo specchio della porta. La pallina si ferma sulla rete della porta, quindi si riprende con un calcio a 2, con una pallina a 2. Pallina la recupera il Seregno. Fallo il Seregno. Riparte il Valdagno. Valdagno con Refosco. Scivolata da parte di Cocco. Fallo di stecca alta del Seregno. Riparte il Valdagno velocemente. Crosara, centropista, gioca con Refosco allarga il gioco su Cocco, ancora Crosara che entra sulla destra, pallina in mezzo respinta dal Seregno. Un 3 contro 2 del Seregno velocissimo. Respinge Cunegatti. La partita si sta velocizzando, le squadre giocano molto aperte, quindi si sta vedendo un gioco molto, molto bello, piacevole. Fallo di squadra del Valdagno. La situazione è 2-2 per i falli di squadra. Vaghi, piazza, pallina recuperata dal Valdagno con Cocco che passa a Refosco allarga a Crosara e quindi Busato, ancora Crosara, tiro, portiere respinge, recupera la pallina ancora Crosara che cede a dietro porta a Cocco, apertura per Refosco, Cocco, il portiere respinge. Riparte il Seregno, il Valdagno ha alzato le marcature, quindi va a pressare molto alto. Cartellino blu, aggancio mi sembra, era dietro la balaustra quindi non si vedeva, aggancio da parte
quindi per 2 minuti adesso il Seregno è in superiorità numerica. Si riparte con la punizione, Valdagno schierato con classico tridente, parata di Cunegatti. Valdagno recupera una pallina e riparte con Cocco sulla destra. Crosara, manca l'aggancio per un attimo, adesso 2 contro 1, però recuperano velocemente i giocatori del Valdagno. Riparte ancora Vaghi che apre sulla sinistra, tiro con il portiere coperto, respinge Cunegatti. E ancora Cunegatti che respinge su un tiro del Seregno. Adesso scende dietro porta, tenta un'alta schiaccia il Lazzari del Seregno e recupera Busato, Crosara, Cocco. Calcio rimessa in gioco a 2 perché è stata bloccata la pallina. Recupera il Seregno. Ottimo intervento di Cunegatti che evita la deviazione del giocatore del Seregno su un passaggio centrale. Adesso il Valdagno libera, riparte con un po' di calma il Seregno, anche perché deve un attimo. Entra in campo il numero 36 Febbo in sostituzione, tiro respinto e riparte il Valdagno. Crosara, sono ritornati in parità numerica, quindi adesso veloce contropiede del Seregno, che però viene contrastato da Valortigara, il giocatore del Seregno, e quindi deve ripartire da dietro. Si riparte con Lazzari, e poi Tremolada, ancora Lazzari, Piazza, Tessarolo, tiro improvviso fuori dallo specchio della porta. Riparte Crosara, il portiere riesce a respingere in qualche maniera e riparte adesso ancora il Valdagno con Cocco. L'Ortigara ha tentato una deviazione sotto porta, è stata respinta, quindi nulla di fatto. È uscita la pallina fuori dal rettangolo di gioco, è rimessa in gioco per il Seregno. Ricordiamo intanto il risultato, al 16° minuto, mancano 15 minuti e 58 secondi, quindi dopo 9 minuti è ancora 0-0. Ci sono stati un paio di interventi molto importanti da parte di Cunegatti e adesso il Valdagno riparte sulla sinistra, Crosara da dietro porta, tiro improvviso di Cocco, respinge il portiere del Seregno. Tessarolo,
bel tiro indirizzato all'incrocio dei pali sulla sinistra di Cunegatti, respinto. Cartellino blu per evidente trattenuta per il giocatore del Seregno. Tiro respinto. Sì, questo era il cartellino blu di prima. Il time out è stato chiesto dal Valdagno. Stiamo guardando il replay. Tiro da parte di Crosara. E questa è la parata di Cunegatti. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, le squadre si stanno affrontando in maniera aperta, il gioco è veloce, sono due squadre giovani che corrono molto, quindi finora dovrei dire che i portieri si sono distinti in tutte e due le squadre con degli ottimi interventi, quindi hanno fissato il risultato sullo 0-0. Si riprende il gioco in questo momento con il Valdagno in attacco. Tiro di punizione di Cocco che passa a Re Fosco. Recupera la pallina Febbo, scende. Un recupero improvviso della pallina da parte di Crosara che poi ha passato in centro e non è riuscita alla deviazione. Adesso Crosara a Cocco, contropiede del Seregno che si è infranto sui patini di uno slalom di Velasquez che è arrivato al tiro, però Cunegatti ha respinto. Adesso è Crosara da dietro porta, passa a Cocco, Re Fosco, Tessarolo in fondo sulla parte sinistra del rettangolo, riparte velocemente Valdagno con Re Fosco. Adesso Cocco vuole Ortigara, deviazione e respinta del portiere. Ancora una ottima respinta del portiere del Seregno. Adesso Re Fosco, Crosara, tiro improvviso e il portiere respinge. Fallo di squadra del Seregno che porta a 4 i falli di squadra. Re Fosco scende sulla destra, tiro, respinge il portiere, recupera ancora Re Fosco. Crosara, recupera Lazzari, fallo di 5 secondi. Crosara passa immediatamente Cocco. Cocco difende la pallina, fallo di squadra ancora del Seregno. Si riprende
con un tiro dall'angolo di Cocco, Refosco, tiro di improvviso di Crosara, alto, time out chiesto dal Seregno. Abbiamo visto qualche bella azione, quindi ribadisco che i portieri si stanno comportando veramente in maniera eccellente in tutte e due le squadre. Adesso il risultato fermo sullo 0-0, mancano 12 minuti alla fine del primo tempo. I falli di squadra sono 2 per il Valdagno, 4 per il Seregno. Le formazioni si stanno confrontando con gli allenatori. Diciamo che fino a questo momento il risultato è giusto, nel senso che entrambe le squadre hanno creato qualche occasione, diciamo che non di clamorose, però abbastanza importanti, e quindi il risultato sembra giusto. Ricomincia la partita dopo il time out, ricomincia con il Seregno che riparte con Lazzari, Febbo, Velasquez, tiro improvviso di Velasquez respinto da Cunegatti. Febbo che ancora Tessarolo che tira e respinge Cunegatti. Riparte Cocco, e adesso Busato scende sulla destra, tentativo di tiro, recupera la pallina, tiro velocissimo di Vallortigara fuori dallo specchio della porta. Riprende il gioco il Seregno con Lazzari e riparte Cocco ancora per il Valdagno. Tiro di Cocco, respinge il portiere, un rinvio lungo da parte del Seregno vicino alla porta del Valdagno, che sta scendendo sulla destra con Busato, e adesso Lazzari. Fallo di squadra nuovamente del Seregno. Vallortigara, Cocco sulla destra, Busato, Refosco, Vallortigara, tenta un passaggio ma non riesce. Riparte il Seregno ancora con Febbo. Dalla mischia esce il Valdagno con Cocco che passa a Refosco. Vallortigara, ancora Cocco, Vallortigara e Busato che tenta un passaggio centrale, tiro di Refosco, pallina alta, rimessa in gioco del Seregno. Velasquez e Lazzari ancora per 3 Morada, 7 falli di squadra per 6.
Velasquez scende sulla destra, tenta un passaggio verso Tremolada ma non riesce ad agganciare la pallina. Adesso riparte il Valdagno con Cocco, poi Refosco, Bau recupera Lazzari da dietro porta, lancia lungo per Tremolada, passa dietro porta a Velasquez, Tremolada ancora, Piazza, tiro di Velasquez con diretto all'incrocio di pali e respinta di Cunegan. Refosco tenta una sortita ma rimessa in gioco a 2 perché fermata la pallina nell'angolo, quindi una rimessa in gioco a 2 in questo momento nel limite dell'area del Seregno. Piazza, lancia lungo verso la porta del Valdagno, ritorna la pallina a Piazza, Lazzari recupera Refosco. Sette falli di squadra per il Seregno. E un fallo di squadra per il Valdagno, punizione dal limite dell'area, quindi abbastanza pericolosa. In effetti vabbè. Era un contrasto abbastanza duro, agganciato su pattino probabilmente, quindi vabbè. Vediamo, Vai Ortigara è andato a pulire la visiera in attesa del tiro di punizione. Nessun effetto, battuta sulla barriera la punizione, quindi recupera ancora con Piazza il Seregno. Velasquez scende sulla destra, recupera Lazzari, Piazza, Valdagno adesso recupera una bella pallina con Blu, si può rivedere. Vabbè, adesso controlliamo. Resta il cartellino blu per il Seregno e punizione per il Valdagno. A 6:23 dalla fine del primo tempo, sulla pallina Cocco, Bau al limite dell'area,
Re Fosco. Stanno studiando uno schema per questa punizione. Adesso è il Valdagno in superiorità numerica, quindi il Seregno si schiera a triangolo. Re Fosco sbaglia la deviazione. Riprende Crosara, ancora Re Fosco, Crisciotti, Crosara, Re Fosco, portiere respinge e recupera Lazzari. Ancora Lazzari che lancia lontano. Crisciotti, Crisciotti, Re Fosco, Crosara, ancora Re Fosco, tiro e spinto. Crosara tenta di recuperare una pallina dietro porta, ma tentativo di contropiede da parte di Velasquez, stoppato. Scende adesso Re Fosco sulla destra e passa a Busato a Crosara, ancora Busato. Velasquez recupera la pallina, scende Piazza. 5 secondi. Il Seregno ha chiesto il time out e quindi vediamo cosa succede. Mancano 4 minuti e 20 secondi. Il Seregno è già gravato di 7 falli di squadra, quindi si avvicina ormai il tempo per la punizione di prima, mentre il Valdagno è fermo a 3 falli di squadra. Il punteggio resta sempre fermo sullo 0-0, malgrado ci siano state delle azioni piacevoli, veloci, dei bei contropiedi, però, ripeto, i portieri si sono dimostrati all'altezza del loro ruolo. Si riparte adesso con la rimessa in gioco, il fallo dei 5 secondi, scaduti i 2 minuti del blu del Seregno, si rimette in gioco con Crisciotti che passa a Crosara, Busato, Re Fosco, lotta per recuperare la pallina, ma Velasquez scende sull'Ortigara, intercettato una pallina, un passaggio in centro dove non c'era ad ogni modo nessun giocatore del Seregno. Adesso Crosara nel sinistra passa a Re Fosco a Crisciotti, Crisciotti. Il Seregno in contropiede, un tiro piuttosto sbilenco da parte del giocatore del numero 30 Vaghi. Resta il fallo del Seregno, riparte
Busato, Crosara, Bau Crisciotti, recupera il Seregno, fallo di squadra del Valdagno. Il Seregno tenta una deviazione ma non riesce, ferma il gioco per lo spostamento della porta del Valdagno l'arbitro, quindi rimessa in gioco da parte del Valdagno. Riparte con Re Fosco, ora Re Fosco, pallina intercettata, uno scontro fortuito fra Re Fosco e Tremolada, fallo del Valdagno. Il Valdagno tentativo sulla sinistra, recupera il Valdagno con Bau Cresciotto, Crosara, Re Fosco. Adesso Re Fosco passa a Busato, ancora Re Fosco sulla sinistra, attende Crosara che si apporta dietro, respinta sul tiro di Re Fosco, respinta del portiere del Seregno. Riparte il Seregno con Vaghi e quindi con Febbo. Recupera la pallina Busato, tiro di Re Fosco, respinge il portiere, Crosara recupera la pallina, ancora Crosara che scende velocemente sulla destra, Re Fosco, Crisciotto passa a Crosara e quindi Re Fosco, tira Re Fosco, Re Fosco finalmente riesce a deviare su un passaggio sotto porta e porta in vantaggio a 14 secondi. Bellissima deviazione, il portiere non ha potuto farci assolutamente niente perché ha tirato quasi l'incrocio dei pali, quindi bene, a 14 secondi dalla fine del primo tempo il Valdagno è passato in vantaggio. Riparte il Seregno, tentativo da praticamente nella propria area e finisce così. Il risultato si fissa per un gol a 0 con rete realizzata da Re Fosco a pochi secondi dalla fine del primo tempo, 1-0 con i falli di squadra sono 5 per il Valdagno, 7 per il Seregno, e ci diamo appuntamento al secondo tempo per il proseguo della cronaca. Intanto vi ringrazio.
Ricominciamo con la cronaca della partita Valdagno-Seregno, che si è conclusa nel primo tempo con il risultato di 1-0 per il Valdagno. Ripartito in questo momento il gioco con Crosara, palla adesso riconquistata dal Seregno. I falli di squadra sono 5 per il Valdagno, 7 per il Seregno. Le squadre in questo momento stanno giocando sul metà campo del Valdagno, con Cocco affrontato da Fiazza. Adesso Crosara che apre abusato, ritorna la pallina a Crosara, passa a Cocco ancora. Cocco tenta il giro porta ma perde la pallina. La conquista Febbo ed ora tentativo di tiro di Lazzari, pallina uscita, quindi rimessa in gioco del Seregno con Lazzari e Velasquez da dietro porta, tenta di uscire, tiro improvviso deviato con i pattini, con il piede da Valdagno. Adesso è Cocco che ha passato a Busato, ancora Cocco, adesso Refosco che tenta un passaggio. Contropiede del Seregno e parata di cinque secondi di possesso eccessivo di pallina del Valdagno. Rimette in gioco il Seregno, riparte con il numero 9 Lazzari, poi Fiazza, Velasquez con una deviazione, il portiere respinge. Rimessa in gioco di Lazzari con Velasquez, giro porta di Lazzari, Velasquez ancora Lazzari, dai e vai, adesso Piazza tenta un tiro deviato, recupera la pallina Refosco, contrastato da Velasquez, recupera Crosara scende sulla sinistra, viene bloccato, fallo di squadra del Seregno, ottavo fallo di squadra, quindi si avvicina probabilmente. Rimessa in gioco di Busato, Refosco, Crosara, ancora Busato. Il Valdagno cerca di allargare il gioco per riuscire a superare la difesa del Seregno. Tiro improvviso di Crosara, spinge il portiere del Seregno. La pallina è recuperata dal Seregno in questo momento
per il fallo fischiato dall'arbitro signor Trevisan. Piazza scende sulla destra e passa poi a Lazzari. Lazzari tenta dietro porta, non è riuscito. Recupera la palla il Seregno con Febbo. Ancora Lazzari ed ora Cocco tenta un contropiede. Nono fallo di squadra per il Seregno, quindi si accende la luce del nono fallo. Decimo fallo, ecco, in questo momento il decimo fallo da parte del Seregno, quindi una punizione di prima per il Valdagno. Sulla pallina si porta Cocco. Il portiere si sta mettendo a posto i cusciali, l'arbitro attende la posizione del portiere e Cocco si appresta a tirare. Il portiere riesce a evitare il tiro di Cocco. Adesso il Seregno ancora in possesso della pallina con Lazzari. Piazza con Lazzari. Velasquez, tentativo di tiro alto. Si è avvicinato troppo il portiere, che era arrivato molto vicino. Guardavo adesso il replay e il portiere è riuscito a sottrarre la pallina a Cocco. Il Valdagno riprende a macinare il gioco con Crosara, tiro di Refosco deviato dal portiere. Adesso riprende la pallina il Seregno. Velasquez riprende la pallina Velasquez sul passaggio di un giocatore del Seregno ed è esattamente Tremolava. Tiro alto, conclusione alta del Seregno. Riprende il gioco il Valdagno. Con Crosara che si era messo dietro porta, però purtroppo non è riuscito a concretizzare la manovra. Adesso Lazzari che perde la pallina conquistata da Cocco. Cocco passa Velasquez. Cecchetto respinge e riparte Refosco. Fallo fischiato al Valdagno, riparte il Seregno con Piazza, poi Lazzari, tiro e Cecchetto respinge.
Fallo di squadra del Valdagno, quindi punizione dalle tre quarti del Seregno. Il portiere chiede l'intervento meccanico perché ha qualche problema al pattino, quindi la gara è momentaneamente sospesa. Il risultato è fissato sull'1-0 per il gol di Refosco su un passaggio di Crosara. Purtroppo per il Seregno il portiere, malgrado si sia dimostrato un buon portiere, non è riuscito a respingere. Il portiere del Seregno ha sistemato il problema che aveva e adesso si riprende con un tiro di punizione dalle tre quarti per il Seregno. Tiro che è uscito lateralmente. Il Valdagno riparte con Busato, Crosara, ancora Busato, Velasquez, una fuga sulla sinistra, è stato contrastato, respinge il portiere su un tiro improvviso del Valdagno. Adesso nuovamente Vallortigara, dall'angolo Crosara passa a Cocco, è un contropiede non portato a termine dal Seregno, un 2 contro 1. Fallo del Valdagno che la pallina è uscita, quindi stanno portandola in campo. No. Recuperata la pallina o no? Sì, no. Sì, recuperata in questo momento, si riparte con il Seregno che rimette in gioco la pallina. Tremolada, Lazzari, Piazza, ancora Tremolada che scende, tenta un passaggio al centro, un tiro di Lazzari alto e quindi riparte il Valdagno in questo momento con Cocco affrontato da Tessarolo che recupera la pallina. Tremolada, fallo di squadra anche per il Valdagno. Il Seregno in possesso di palla con Tessarolo, adesso Tremolada,
tiro da lunga distanza. Lazzari affrontato da Vallortigara. Recupera Crosara, Cocco perde la pallina, tentativo da dietro porta di Vaghi. Ottavo squadra, in zona pericolosa anche il Valdagno per i falli di squadra. Quindi tentativo di passaggio in centro del Seregno, intercettato, adesso sta scendendo dietro porta Vallortigara che passa a Crosara. Bavu Crisciotto, tentativo di passaggio non riuscito, riparte il Seregno con Tremolada, ancora Tremolada che recupera la pallina e passaggio indietro per Tessarolo. Crosara recupera la pallina, passaggio lungo bordo pista a Cocco. Crosara Cecchetto respinge sul contropiede del Seregno. Cocco a Crosara, Vallortigara. Seregno in possesso adesso con Tessarolo, allarga per Vaghi respinge il Valdagno, riparte Seregno con Lazzari, ecco, nono fallo di squadra per il Valdagno. Diventa pericolosa la situazione anche per il Valdagno, quindi siamo a 13 minuti dalla fine del secondo tempo, cioè, diventa un po' pericolosa. La pallina è deviata, purtroppo ha colpito Cocco, chiesto l'intervento medico. Vediamo cosa è successo. È stata deviata e ha colpito in faccia Cocco, vediamo. Sì. Purtroppo si è rotto il sopracciglio e quindi deve uscire dal campo. No, non sembra rotto, sembra solo una botta, vediamo. Decimo fallo di squadra. Si stanno applicando il ghiaccio a Cocco, evidentemente è solo una botta piuttosto fastidiosa, ma fortunatamente non si è rotto, quindi
sì, sì. Sicuramente non fa bene. Si prepara il tiro di punizione sulla pallina Febbo, che è uno dei marcatori del Seregno. Respinge Cecchetto, bravissimo, perché aveva fatto una buona punizione. Cecchetto con la mano destra è riuscito a intercettare la pallina. Cartellino blu per il numero 32, Tremolada. Di nuovo mia 32 sinceramente, siamo il 33. Il 32 che non lo muovi? Il Valdagno adesso è in superiorità numerica, quindi fallo di squadra del Valdagno ancora. È successo qualcosa che non abbiamo visto, purtroppo fuori dal gioco. Adesso Crosara con Refosco passa a Valle Ortigara, tiro di Refosco, respinge il portiere. Ancora un fallo di squadra del Valdagno. Cecchetto respinge e fallo di squadra. Fallo di squadra del Seregno. Partita sostanzialmente corretta, però giocata molto in velocità, quindi i falli di squadra sono saliti in fretta. Adesso il Valdagno riprende a giocare sempre in superiorità numerica. Refosco passa a Babu Crisciutti, ancora Refosco, all'Ortigara, Refosco, Babu Crisciutti. Tredicesimo fallo di squadra del Valdagno. Stranamente, l'arbitro è diventato molto più severo, diciamo. Crisciuto ha tentato una deviazione fuori dallo specchio della porta,
Adesso una rimessa in gioco per il Valdagno sull'angolo basso. Re Fosco, Crosara, Crisciotti, ancora Crosara, scende centro, viene fermato, portiere respinge un doppio tiro del Valdagno di Crisciotti. Ritornate in parità numerica, adesso anche il Seregno, quindi finito il periodo di superiorità numerica per il Valdagno, riparte Re Fosco, Crisciutti, Valle Ortigara, fallo. Allora riparte il Seregno. Tiro da tre quarti, riprende il Seregno con Velasquez. Ora Re Fosco recupera una pallina, passa a Busato a Crisciutti va all'Ortigara, ancora Re Fosco, recupera la pallina il Seregno in questo momento, avanza con Lazzari, Velasquez, tenta un passaggio e viene intercettato da Crisciutti. Adesso passa a Re Fosco in centrocampo, ancora Crisciutti, Re Fosco perde una pallina, il Seregno in questo momento pareggia con Fiazza, persa la pallina da Re Fosco, passaggio in centro, Fiazza fulmina Cecchetto con un tiro quasi all'incrocio dei pali. Il risultato adesso è di 1-1 per tutte e due le squadre, 1 pari, quindi tutto da rifare, tutto da ricominciare. Cocco che è rientrato, quindi adesso Busato che entra sulla destra, ancora Cocco, Re Fosco che cerca di tiro pericoloso, tentata la deviazione da Valle Ortigara che non è riuscita, quindi tiro intercettato da Cecchetto che sembra però l'abbia colpito sotto, vediamo, tiro, è colpito sotto il casco, quindi in una zona non particolarmente protetta, però sembra che non sia niente di grave. Vediamo, sta intervenendo la Croce Rossa, ma sembra che il discorso sia fortunatamente superato. Bene, si
si riprende il gioco. Cocco sulla pallina che passa a Busato. Il Seregno adesso è un po' galvanizzato da questa rete, sembra improvvisamente che Velasquez contropiede e parata bellissima di Cecchetto. Il Valdagno chiede il time out, Velasquez passa a centro e la deviazione bassa, però Cecchetto era ben posizionato, quindi è riuscito. Siamo a 7 minuti dal termine della partita. I falli di squadra sono 13 del Valdagno, 11 del Seregno. Le reti sono 1-1 con rete di Refosco e per il Seregno invece di Piazza. La partita è ancora aperta e quindi è ancora tutta da vedere. Speriamo un buon risultato alla fine. Adesso la rimessa in gioco è è a 2 perché era stato interrotto il gioco dall'arbitro. Cocco riesce a recuperare la pallina, la dà a Refosco. Testarolo, Refosco passa a Vallortigara. No. Busato, il passaggio 5 secondi, quindi rimessa in gioco del Seregno. Il Seregno con Testarolo, Velasquez, respinge Cecchetto, Cocco scende e il Valdagno segna il 2-1 ancora con Refosco. Una veloce azione in contropiede, il portiere ha parato ma non ha trattenuta la pallina. Ecco qua, Cocco passa a Refosco, deviazione, il portiere blocca la pallina ma poi gli sfugge ed entra in porta. Quindi nuovo risultato, 2-1 per il Valdagno. E adesso Tessarolo passa a Lazzari. Adesso l'arbitro interviene. Doppio cartellino blu per Vaghi e Busato. Ma perché tutte e due? A 5 minuti e 40 dalla fine della partita, per 2 minuti ci sarà un incontro di 3 contro 3 per il doppio cartellino blu
preso dai giocatori, uno del Valdagno e uno del Seregno. Riparte il Seregno con Crosara. Poi Busato, ancora Crosara, Refosco, Tessarolo, Lazzari, Velasquez, Lazzari, tiro alto, riprende la pallina Busato che passa a Refosco, Refosco allunga a Crosara, ancora Refosco, il portiere respinge fuori dal rettangolo di gioco, quindi rimessa in gioco da parte del Valdagno. 4 minuti e 43 secondi da giocare ancora. Riparte il Valdagno con Busato, Crosara. Adesso cambia un po' il modo di giocare, perché tiro improvviso di Velasquez che Checchetto respinge. Adesso Crosara che passa a Busato scende sulla sinistra, passa a Refosco e ancora Crosara, Busato, contropiede, Velasquez non riesce ad agganciare la pallina, adesso Busato in contropiede anche lui, respinge il portiere del quattordicesimo fallo del Valdagno. Pericolosa cosa. Piazza passa a Velasquez, adesso Busato manovra siamo ritornati a 4 contro 4, quindi si riprende il gioco normale. Velasquez tenta un tiro respinto da Checchetto, recupera Cocco che tenta un passaggio a Crosara che però non riesce la deviazione. Velasquez è ancora in possesso di pallina. Allora Tremolava segna il 2-2. A 2 minuti e 22 del Tremolava fa un dribbling e poi piazza un tiro sulla sinistra, quasi l'incrocio di pali della porta difesa da Checchetto. Si riparte con Refosco, Cocco, ancora Refosco, Busato, tenta perde la pallina,
e recupera il Seregno che riparte sulla destra con Lazzari. Adesso Febbo ancora Febbo, 5 secondi, quindi rimessa in gioco del Valdagno. Fallo di squadra del Seregno per aver spostato la pallina quando il gioco era fermo. Adesso Crosara tira, finisce alto. Febbo, tre contro uno del Cocco ha voluto concludere mentre c'era Crosara libero in centro area e purtroppo non è riuscito. Ultimi secondi della partita. Busato, miracolo del portiere, e Cecchetto respinge anche lui una pallina molto pericolosa, e a 12 secondi Crosara segna il 3-2. Ottimo tiro al volo e il portiere non è riuscito. Adesso time out chiamato dal Valdagno. Probabilmente Rivo raccomanda che gli ultimi 12 secondi di non farsi il Seregno. Gioca con il quinto esterno, rischia il tutto per tutto, quindi vedremo. Questo era il gol precedente, era stato respinto dal portiere e non l'aveva trattenuto, quindi questo invece è il 2-2 del Seregno. Bel dribbling e tiro all'incrocio. Si riparte con 5 esterni del Seregno. Tentativo disperato, 12 secondi, quindi non ci sono grandi possibilità. Tiro da lunghissima distanza ed è finita. La partita si conclude qua. Il Valdagno ha battuto il Seregno per 3-2, reti segnate da 2 gol da Refosco, una da Crosara per il Valdagno, mentre per il Seregno ha segnato Tremolada e Tremolada. Non me lo segno qua, quindi non lo so. Vabbè. 2 gol del Seregno e 3 gol del Valdagno. Con questo si conclude questa telecronaca. Vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una felice serata.